Avevamo una sala stampa che era datata a fine anni '80, abbiamo dovuto risistemarla dal punto di vista anche della sicurezza e della gestione degli spazi, ma soprattutto renderla attuale, utilizzando nuove tecnologie, utilizzando metodi e sistemi anche di ripresa e di comunicazione attuali, adeguati al terzo millennio, e quindi mi auguro che sia per noi come diciamo parte istituzionale e politica, sia voi come fruitori di questo spazio, possa esserci un luogo dove lavorare al meglio possibile per dare un'informazione sempre più puntuale e precisa ai cittadini. Quest'anno praticamente per quasi 3 mesi abbiamo dovuto silenziare l'attività del Consiglio per le elezioni amministrative e per quelle politiche. Non ha alcun senso, anche perché rispetto al 2000 l'informazione è cambiata, social network, informazione anche appunto diversa, ma soprattutto impedire a chi come ad esempio voi, organi di TV, organi di carta stampata devono agire, lavorare con freno a mano tirato per 3 mesi all'anno è assolutamente assurdo. Non ha più senso, va superata, va cambiata. Abbiamo contatti in questo momento con l'Agicom anche per concordare un qualcosa che possa essere utile e portato in Parlamento in tempi brevi. L'anno prossimo la legge ordinistica compie 60 anni, quindi è cambiato tutto nel frattempo. Io ricordo sempre che qualche mese fa un canale social, Twitter, è stato venduto per 44 miliardi di dollari perché le informazioni viaggiano più velocemente lì. Ma sono informazioni verificate, noi dobbiamo chiederci questo: il ruolo dei giornalisti è importante, deve adattarsi ai tempi, deve essere legato all'attualità e alla tecnologia, ma deve costituire quel punto fermo per i cittadini, perché sono quelli che mediano, che informano, che spiegano le notizie. Non possiamo rinunciare al ruolo dei giornalisti oggi. L'Ordine non può fare tanto, anche perché la riforma è di carattere legislativo, in Parlamento se ne parla da anni, vediamo se si riuscirà a sfruttare l'anniversario, i 60 anni della legge ordinistica per fare qualcosa. Sicuramente l'Ordine deve lavorare per la dignità dei colleghi, lavorare perché abbiano un giusto compenso, sia chi lavora fuori dalle redazioni e che non ha neanche l'idea di poterci entrare, sia per chi è rimasto dentro, sono sempre meno e devono fare il triplo di lavoro. Quindi l'Ordine può e deve impegnarsi per la dignità e l'equo compenso dei giornalisti. Il lavoro cambia, è vero, però per cambiare ha bisogno di essere un lavoro buono, un lavoro stipendiato adeguatamente, è un lavoro che deve essere necessariamente un lavoro o di collaborazione o di assunzione, che però abbia dei contratti efficaci, abbia dei contratti veri, abbia dei contratti duraturi. Il Sindacato dei giornalisti del Veneto lavora per il lavoro buono e lavora anche e combatte contro le querele bavaglio, contro le aggressioni ai giornalisti, contro tutto quello che impedisce a un cronista, a un giornalista, di fare corretta informazione, che è il suo dovere, cioè quello di informare i cittadini. Il ruolo dell'Assemblea legislativa regionale può essere quello di stimolare da un lato le case editrici, gli editori, affinché si impegnino ad assumere o a fare contratti buoni, cioè contratti onesti che prevedono degli stipendi decorosi, da un lato. Dall'altro lato quello di evitare in tutte le maniere di fomentare quel tipo di clima che porta a querelare in continuazione i giornalisti, da un lato, e dall'altro che porta purtroppo anche ad aggredire fisicamente i cronisti.